Francesco Marti di Musolina segnarono la sorte e con le stuzie e con le hanno sparte una sera fuori le sopporti portandoci mangiare l'uppiato e vino con le gioche ammostorato. Peppino era la tunna affamato dentro una grutta stanco ed avveluto insieme a Rocco Parpiglia accoppiato che di qualcuno aspettava un aiuto e inconciata mancioia come si dice ci spuntarono di già le fasse amici Francesco Marta Peppe Nocce dice mangia bevi e poi dormi in santa pace. Da noi in guardia stiamo alle nemici perché siamo sinceri assai capaci. Ora ne appostiamo qualche lato se c'è cosa ne sarà svegliato. Però Peppino è stato abbasato che gli amici pozzavano in segreto, perciò non ne toccavo di stufato, benché la fame non ci dasse quieto. Principe di San Marco, ritorna, io li carabinieri lo chiamiamo, sicuro mentre dorme la chiappiamo, che se addormisce non vi dico come, lo più passa che accettiamo, e sveglio non c'è sta lo galantiamo, ma le conte sbagliarono le spioni, a Mussolino non era un cafone, prince con 7 sfere l'onfamone. A mezzanotte ritornavo Gianni, ma Peppe sveglio miso da nagnone. D'ingordo ci sparavo peggio d'un cane. E insieme a Rocco sa staccava a fuoco fu le carabinieri in tanto loco e sparando a poco s'allontanarono di ogni son nemico ma scappare di notte non agnaco da di montagne sdorro sapevo perciò insieme a Parpiglia da Bagliaro stanche e battute in fine si corcaro Peppino e lo suo compagno Rocco non dormevano spensierati perché non volevano fare la fine delle fissa, ma manco per dura riposaro perché lo sonno era leggero e le domici già si risvegliaro dissero un piratozzo e si susero era un carabiniere che passava e verso lo pagliaro s'avviava